Siamo con il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in procinto di partecipare alla conferenza stampa di presentazione del cantiere, anzi dei 40 cantieri che vedranno rimodernata la sanità del Varesotto e dell'intera Lombardia di fatto. Presidente, che cosa ci può dire? Posso dirvi che questi 120 milioni sicuramente saranno molto importanti per ridisegnare il futuro della sanità di Varese. È chiaro che i tempi sono propizi, nel senso che il PNR ci ha dato la possibilità di avere risorse aggiuntive. Non dimentichiamo comunque che complessivamente in Regione Lombardia la Regione investe 2 miliardi, di questi 2 miliardi 800 milioni sono competenze, sono risorse della Regione, le altre arrivano dal PNRR. Ma in più ci sarà la riforma che è stata approvata e che inizia a dare i suoi primi risultati con l'inaugurazione di case e ospedali di comunità, e soprattutto si è invertita quella tendenza che aveva strangolato per anni la sanità, che erano i continui tagli che dal 2011 si erano succeduti.